Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione sera del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con la cronaca. Un uomo di 61 anni, causa un malore fatale, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Florianca in comune di Tarvisio. La vittima si trovava in compagnia della moglie quando all'improvviso è stato colto da collasso. Seppur celeri, è stata la moglie ad allertare i soccorsi, tutto inutile. La salma, recuperata dai tecnici del soccorso alpino di Cave del Predil sul posto assieme ai sanitari del 118 giunti in elicottero, i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sella Nevea. La notte tra il 25 e il 26 marzo scorsi, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gorizia hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di uno dei membri della banda che aveva perpetrato il furto ai danni del supermercato Eurospin di Capriva. A seguito di alcuni furti verificatisi negli ultimi mesi, in particolare il raid al supermercato nella notte dell'8 marzo scorso, i militari dell'Arma di Gorizia hanno intensificato i servizi nell'arco serale notturno per prevenire e contrastare il fenomeno che ha colpito peraltro, oltre la provincia di Gorizia, anche diverse aree della regione. Grazie alle segnalazioni di alti comandi relative ad altri colpi, tra cui gli assalti anche a distributori di carburante perpetrati sia nella provincia di Pordenone che nella zona di Udine da parte di una banda che si muoveva su autovetture rubate, già le notti precedenti, la radiomobile di Gorizia aveva intercettato un veicolo segnalato, tentando di mettersi al suo inseguimento senza riuscire a raggiungerlo per l'altissima velocità a cui lo stesso viaggiava in senso opposto di marcia. Il fuggitivo però è stato fermato. Si tratta di un rumeno di 25 anni con numerosi precedenti specifici e da poco uscito da un carcere italiano per analoghi fatti. Al termine delle formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Trieste, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella mattinata di oggi il fermo dell'uomo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, venendo disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. E adesso restiamo a Gorizia con una dichiarazione, anzi la dichiarazione del sindaco Rodolfo Ziberna. Ahimè dobbiamo constatare ancora una volta come gli appelli, sia miei nei confronti del governo italiano affinché si faccia parte attiva per esercitare pressioni nei confronti del governo sloveno, ma anche gli appelli dell'amico sindaco di Nova Gorica, Klemen Miklevic, nei confronti del suo governo per avviare un dialogo con le nazioni confinanti, temo che siano nuovamente caduti, siano stati fatti invano. Abbiamo saputo che da parte slovena vengono adottate delle misure più restrittive sui confini per quanto riguarda il nostro territorio, due soli i confini aperti, mi riferisco a quello di Salcano e a quello di Vertoiba, ed entrambi sulla parte slovena saranno presidiati in modo importante. Cambiano anche alcune regole. In alcune circostanze non varrà più la validità appunto di 7 giorni dal tampone precedentemente fatto, ma solo di 48 ore. Questo sta creando grosse difficoltà. Peraltro oggi stesso abbiamo una riunione alle 16 con il sindaco di Nova Gorica, qui a Gorizia, insieme a suoi tecnici per dei lavori importanti da realizzare presso la piazza della Transalpina. Abbiamo dovuto trasformarla all'ultimo momento in videoconferenza, con la difficoltà nel vedere anche le mappe e i progetti. Io mi auguro davvero che ci sia davvero questa volta un rapporto più stretto, nel senso che quando un paese, un governo intende adottare delle misure che si ripercuotono in modo importante sul territorio di un'altra nazione, su una nazione confinante, lo condivida innanzitutto con le
con le amministrazioni del suo territorio, ma anche con i governi confinanti, perché non è possibile venire a conoscenza di probabili misure restrittive dai media. E soprattutto ricordiamoci che per quanto riguarda Gorizia, tantissime sono le famiglie che abitano da una parte e lavorano dall'altra parte del confine e viceversa. O ragazzi che in questo momento, certo, le scuole sono chiuse per quanto riguarda la parte slovena, però sappiamo che a seconda dei periodi ci possono essere diverse scuole che possono essere aperte da una parte e chiuse dall'altro, e si impedirebbe de facto l'ordinaria frequentazione. Rinnovo naturalmente l'appello ai governi, cioè l'appello affinché Roma e Lubiana si sentano in modo più efficace. Ci trasferiamo a Trieste, importanti novità per quanto riguarda il discorso dei fiumi e dei torrenti, insomma dei corsi d'acqua e regione in questo servizio. Quanto è importante questo accordo per Trieste? È importante perché io penso che da qualche anno abbiamo dimostrato concretamente che gli accordi istituzionali e la collaborazione istituzionale tra enti istituzionali cambiano notevolmente il futuro di una comunità. In passato avevamo visto sempre scontri strumentali a una o l'altra parte politica che non davano sviluppo e prospettiva. Penso che noi da qualche anno, e la Regione ne è stata protagonista, indipendentemente dal colore politico, abbiamo voluto operare per trovare soluzioni condivise e lavorare insieme. Oggi è la dimostrazione che lavorare insieme e trovare soluzioni condivise porta a risultati concreti. E con questo è tutto per quanto riguarda questa edizione sera. Vi diamo appuntamento più tardi, intorno alle 23, per l'edizione notte. Chiaramente nel corso della serata, se ci saranno novità, ve le annunceremo attraverso il nostro sito o altrimenti le nostre pagine social. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e buona serata a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.